Nuovo servizio navetta gratuito dal Parc Lusenzo all'Isola dell'Unione. È attivo da pochi giorni il nuovo servizio bus navetta gratuito che copre il percorso con partenza dal Parc Lusenzo a Borgo San Giovanni, fermata all'interno del parcheggio, e arrivo al Parc Isola dell'Unione, con fermata intermedia in Corso del Popolo a Chioggia, fronte Banca Intesa, supermercato PAM lato opposto. Le corse sono tutti i giorni, con frequenza ogni 30 minuti, dalle 8:20 di mattina fino alle 23 circa. Al giovedì mattina, causa mercato settimanale, la fermata di arrivo è in via Cavour, non è attiva al Parco Isola dell'Unione. Il servizio è effettuato da Riva Veneto ed è promosso dalla società partecipata SST, con la partecipazione del comune di Chioggia. Il mezzo di colore azzurro, durante questo periodo di restrizioni dovute al Covid-19, ha una capienza massima di 24 passeggeri oltre l'autista. È un servizio sperimentale che durerà fino a metà settembre, spiega l'assessore alle partecipate Daniele Stecco. Ci auguriamo continui e che possano essere implementati gli orari, soprattutto serali, oltre le 23, se ci sarà un buon riscontro da parte dei cittadini e dei turisti. L'iniziativa è stata pensata per iniziare ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per il centro storico, utilizzando il parcheggio scambiatore di Borgo San Giovanni e prossimamente il nuovo parcheggio dell'Isola dell'Unione, la cui parte scoperta verrà riaperta a metà agosto. È un passo verso la progressiva diminuzione dei veicoli, conclude l'assessore Stecco, anche in vista della nuova ZTL in centro storico, che si attiverà nei primi mesi del prossimo anno.